questa comunità ha il suo fulcro e la sua economia proprio nell'agricoltura. Quindi il 1° maggio è un momento simbolico che ha dietro di sé radici remote per dire la storia, l'appartenenza, la cultura agricola di questa comunità. I figli che apprendono e poi gestiscono le aziende dei padri. Ecco, io credo che questo 1° maggio racchiuda tutto questo, quindi anche oggi, malgrado il tempo non bellissimo, noi siamo pronti per la tradizionale sfilata, un po' di musica, un po' di gioiosa allegria e un piccolo rinfresco alla fine. Oggi è la giornata dei lavoratori e la giornata del lavoro. Ancora una volta va ribadito e sottolineato che il lavoro dà la dignità all'uomo, che il lavoro deve essere giustamente retribuito. Tornando alle culture agricole, dico quanta fatica c'è dietro ad una raccolta di fine anno, che sia esso grano, ulivo, arance, vite, qualunque cosa, e quindi ancora una volta va ribadito il concetto di dignità del lavoro e della giusta paga dei lavoratori e del giusto prezzo dei prodotti che questi agricoltori portano nei vari mercati o nelle varie cantine per poter poi vendere il prodotto per cui hanno faticato un intero anno.